passeggiando per New York, esattamente in Lower Manhattan, e andando verso la Statua della Libertà. Alzo gli occhi al cielo e mi guardo attorno e sono in Ground Zero, dove le Torri Gemelle sono state distrutte nel 2001, e nel momento in cui cammino guardo nel cielo e scorgo uno degli altri simboli che sono simboli di rinascita di New York, per tornare a parlare di simbologia, fatto dopo la distruzione delle Torri Gemelle. E questa è la nuova torre del One World Trade Center, e questa è chiamata anche la Torre della Libertà. La torre che è simbolo di rinascita. Tra l'altro è una cosa un po' particolare e mi scorge agli occhi perché va verso il cielo e non è una torre come tutte le altre, perché è su base quadrata, quindi simbolo della materia. Di elevazione verso il cielo diventa un triangolo, ma è stata fatta secondo 4 lati. 2 triangoli vanno verso l'alto e 2 triangoli opposti scendono verso il basso. Quindi è proprio un simbolo inteso come l'elevazione nell'essere umano, la morte e la rinascita. (1776 piedi). E anche questo non è stato fatto a caso, perché 1776 è l'anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Quindi tutto è stato fatto secondo una simbologia che ha una valenza e ha un perché.